sono andato a vedere con degli amici delle macchine col pirodiserbo a vapore che lavorano il terreno. Il mondo sta cambiando in questa maniera e bisogna cercare di seguirlo. Ci saranno delle difficoltà in questi anni perché ci stiamo apprestando adesso a questa nuova strada, ma sicuramente ci arriviamo. Lasciarsi una volta per tutte alle spalle i diserbanti chimici e ridurre la quantità di fitofarmaci irrorati sulle viti. Sostenibilità nei vigneti, a Collalto una dimostrazione pratica promossa da Condifesa Treviso e consorzi di tutela. Noi viticoltori abbiamo bisogno di innovazione, abbiamo bisogno di macchinari sempre più aggiornati, più moderni, più precisi nella lavorazione per poter dare una risposta sempre più green al nostro lavoro. Siamo in grado con le macchine per l'irrorazione, quelle che distribuiscono fitofarmaco, di arrivare quasi al 50% di prodotto utilizzato, quindi un risparmio notevole sia per il territorio, per l'ambiente, sia per i costi di produzione. Abbiamo dimostrato con una cinquantina di macchine di varie tipologie che siamo in grado di operare nel sottofila del vigneto, vuoi per trinciare, vuoi per fare le lavorazioni, di togliere totalmente i diserbi. Serve ridurre costi, ridurre tempi, soprattutto tempi di manodopera, però serve orientarci verso un'agricoltura che sia ecologica o biologica. La meccanizzazione è una lavorazione fisica, per cui la fisica non è chimica. Diserbo meccanico, idrodiserbo, addirittura pirodiserbo. Si utilizza il fuoco per diserbare. Ed è pericoloso? La macchina è dotata di sistemi di sicurezza, di conseguenza la fiamma è convogliata verso il basso e ha l'effetto desiderato. C'è una volontà sempre più di creare un giardino nel Conegliano Valdobbiadene che sia fruibile sia per noi, perché siamo i primi che ci viviamo, come dicevo, e soprattutto per un enoturismo che si sta sviluppando in maniera molto forte. Attenzione però che la sostenibilità deve poggiarsi su basi già solide. Non esiste innovazione se non c'è un confronto. Anche una critica può essere costruttiva, anche una considerazione, dire ma ben venga, la curiosità. Tutto questo fa crescere l'innovazione e fa in modo che l'agricoltore riesca a trovare ciò che vuole per la propria azienda.